l'ingresso e la biglietteria per la torre, per la rocca, che raggiungeremo attraversando poi i camminamenti di guardia che sono qua. Nelle tombe, nelle vicinanze. Ed eccoci nello stretto camminamento di Ronda che conduce verso il castello. Sensazione strana perché il camminamento è in pendenza e cadi sulle mura esterne. Siamo alla fine del camminamento di Ronda. Dal camminamento si esce sulla cinta muraria con uno splendido panorama sul lago e sulle torri. Attenzione ai passaggi bassi dove si sbatacchia la cabeza. Salita al mastio, torre principale del castello. Ed eccoci sul mastio, punto più alto, su Castiglione del Lago. Panorama assolutamente
Meraviglioso, panorama veramente spettacolare oggi. La giornata è stata veramente azzeccata. Come dicevamo, sono quelle giornate particolarmente terze che rendono tutto più meraviglioso. Giornate nelle quali bisogna azzeccare la scelta della località da visitare, godendo della lunghezza dello sguardo quasi tipica dell'ambiente montano, dove l'aria è sempre tersa. Panorama sull'isola Maggiore. Grandi assembramenti di uccelli che da questa distanza non riusciamo a capire se sono gabbiani o altro. Cielo azzurro e nuvole bianche che galleggiano lente e placide nel cielo. Giornata davvero rilassante. Usciamo dal castello e ci dirigiamo verso la vista panoramica, anche se i panorami ne abbiamo già visti abbastanza.